te vatte, capito? Tu! Mariano, fratello mio! Me l'hanno acceso, me l'hanno acceso! Donna Caterina, potete ascendere nel cumolo se ne chiude. Povero prato mio, e come sta? C'è passato un camion per coppa. Ah, però caro, però, prato mio, che t'hanno combinato? Calci? 8. Oh, madonna! Schiaffi? 25. Banani! Cazzotti! 45. Povero prato mio, che t'hanno combinato! Datemi una mano, insomma, ma madonna, e come va si fa? No! Appoggiamolo qua, signore! Piano piano! Avvocato, piano piano. Mamma mia, povero frate mio, che t'hanno combinato! Chi sei tu, Caterina? Sì, sono Caterina tua sorella! Caterina, ma quanto devi che stai battendo? Uno solo! Uno solo. E quanta mano teneva? Due! Due mani solo. Tu, avvocato, tu. Sta risuscitando, sta risuscitando! Mamma mia, mi sento un poco tutto spezzato. E poi c'è seguito capo manteneva. Schnauzer! Ma me l'ha detto lui. Vedete che succede quando uno arriva a una certa età senza sposarsi? Ma perché mo immazzate e pigliano solamente gli scapoli? No, ma se c'è un uomo sposato, se deve muovere un passo, lo fa responsabilmente sapendo che ha una moglie e figli. E poi vi ci siete messo pure voi, Schnauzer. Strossner, donna Caterina. Il mio nome è Strossner. Schnauzer, Bustello, come caspita vi chiamate? Ma come? Voi dicete papà che gli avarone da necco. Gesù, e quello è venuto apposta a mettersi nelle mani dell'agenzia per saperlo. E poi non contento, mentre il cornutone pestava mio fratello, voi tenevate il bloccatello. Donna Caterina, che l'avvocato faceva mantenite, ma mantenite. E io l'ho mantenuto. Che dovevo fare? Addosso. Dove sto? Nell'agenzia, bello di Caterina. Agenzia portuaria, agenzia portuaria. No, nell'agenzia tua. E sei sano e salvo. Oddio, quasi sano. Un poco ammaccato. Concetta! Il cordiale, porta. No, fa una cosa. Vai a chiamare il prete. Vai a chiamare un prete. No. Vai a prendere un cordiale. No, aspetta, Concetta, fai una cosa, vai a chiamare un medico. No, aspetta, Concetta, forse è meglio che vai a prendere qualcosa di forte. Ma perché mangi malvegno? Avvocato, voi avete iniziato a dire mantenite, ma mantenite. Io vi ho mantenuto, già me l'ho detto. Ma da dove l'hai vista? Da dove l'hai vista? Non sei napoletano. No, avvocato, sono nato e cresciuto. Aspetta, non ti porta il cordiale. Caccia! Aspetta, che dici? Ti vado a prendere un caffè. Sì, non mi toccare. Avvocato, vi sto Non mi da dando una toccare, non mi da toccare, non mi da. Non ti muovere, non ti muovere. Piano. Andiamo all'ospedale. No. Ho detto che mo ti portava il cordiale. Concetta, porta un cordiale! E cammina! E piano Penso che a te, che mi hai sbattuto in terra. Sì, piano. E niente, che se mi era gustato cordiale. Senti, ma ti vado a prendere una bella tazza di caffè, che dici? La fai a bere? Sì, piano ce la faccio. Brustello, mi raccomando, ma tenete! No,
Chi se non sa da proprio per mettere la E mandrina? se per caso dovessi cadere? Sbatte per terra che se per terra, non ti E se preoccupare. ti viene un cavoncino? Sbatte per terra e non mi muovo più. Io vado a lui prendere non il Ma deve c'è, vedere. penso io, non vi preoccupate. Ma lui non è che si tiene Napoli. Avvocato, nato e cresciuto a Voi Napoli. dite che sono molto strosse. Avvocato, come ve lo devo dire? Sono di razza Ma napoletana. non è possibile, voi si vede che non siete nati a Napoli. Perché? Perché se uno riesce vicino a voi mantenere, voi non la vita mantenere. Mantenere, ma a Napoli quando uno dice mantenere, è una cosa per far mettere paura a chi l'ha, capito? Ma io invece mi chiamo, come chi non mi va a passare a terra, voi mantenete a me, invece mantenere a X, ma per piacere, Avvocato, chiaro. però voi lo state dicendo adesso. Eh. Voi prima avete detto mantenete, e io vi ho mantenuto. allora? Voi dovevate dire mantenetelo, e io mantenevo lui, scusate. Ma ma proprio il filologico. Se voi venite a uno che è più avete per stare a te, voi avete mantenere a Is, non a me. E poi per piacere, queste relazioni che fate hanno essere un po' più elastiche. Avvocato, noi ci abbiamo la documentazione cinematografica, noi ci abbiamo proprio le prove Ma che il- stavano nella camera dell'albergo. Il cliente non lo vuole sapere, il cliente deve rimanere nell'ombra. Lo faccio un esempio. Voi state seguendo una coppia di infedeli, avrete trasferito dall'albergo, va bene? Ma mettiamo che a fianco all'albergo c'è sta un bel bar e ristorante. Voi andate per tirare la fotografia e passano un pullman annanzi. Voi non sapete chi la rosa io, se chi all'albergo o chi nel ristorante. Dopo 3 ore che stanno uscendo, voi siete pronti a tirare la fotografia, loro stanno scendendo all'albergo. Mentre state tirando la fotografia, passano un capo della polizia con gli grandi mano. Voi non potete fare la fotografia. Dire e non dire, dire e non dire, dire e non dire. Mamma mia. Aiuto. Oh, come lo sentite, avvocato? Ecco qua. Arrivato un caffè. Ecco qua, prendi il caffè. Sì. Non ti No, piano piano, non ti piano, non ti agitare. preoccupare. Io mo ti vado a prendere un po' di pomatina, vado in farmacia. L'hai fatto tu sul caffè? Non mi ci agitare secondo te? Va. Buttatela, va. Non ti agitare, No, non stai mangio. calmo. Sì, signore. Uè, mi raccomando, io mo vado in farmacia, gli vado a prendere una pomatina. Non lo fate muovere, Non non lo si faccio. deve agitare. Non si deve agitare. Isse non mi ha dato il capo. Mannaggia, se non ti senti bene. Mamma mia, guarda. E chi lo ha accisa? Avvocato, io faccio l'atto, faccio a pigliare in beh, pratica beh, perché pratica. oggi non è giornata, No, oggi avvocato. non è giornata, ditelo a me che non è giornata, avete capito? Vieni, avvocato, ci sta il ragazzo del bar. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Come è andata? La signora Cimini è tutte le mattine puntuale. Puntuale, certo, quella mia ogni mattina va al bar. Prima viene al tavolino, poi guarda l'orologio, poi viene al bancone e ordina il cappuccino e le sfogliatelle. capito, Il cappuccino lo voleva caldo, schiumato, più latte che caffè, voleva più caffè che latte, poi la schiuma, guardate qua, ha una schiuma a forma di cuore. A forma di A cuore. forma. Voglio due a scuola, non ne vogliono rubare perché sei troppo intelligente. Perché Non no? lo rimettete proprio, no? Perché? E la signora ogni giorno me la mangia. Te la pure la mano? Certo, ogni giorno. Ma poi allora ci vogliamo Ci rimane. vogliamo rimane. Fatta buona, fatta buona. Arrivederci, avvocato, Ciao, arrivederci. La forma di cuore, guarda, la forma di cuore, Maria, Eh, quello è un buon partito. Afferra la fortuna per i capelli. ma come che lei è la cliente, che afferra per la fortuna per i capelli, che lei è sposata, che afferra. Se viene tutti i giorni qua, un motivo ci deve essere. Perché il tiene una simpatia per te. Non signore, lei dice che io somiglio molto al marito che è sparito. Ecco, e allora se tu somigli al marito lo puoi anche sostituire. Ma Maria, io ho già pensato una cosa. sentiamo. Fai sparire il marito e te la sposi tu.
La deriva noi che i mariti cercammo, non è che facciamo sparire, che schifezza l'agenzia investigativa, io per piacere. E poi la serietà professionale, non mi metterei mai con una cliente, e diavolo, e che diavolo è questo? Ma tu vuoi rimanere zitello? Sì, zitello, voglio rimanere zitello per tutta la vita, va bene? Perché sto tranquillo. Ma sei sicuro? Sì. Tu lo sai che cos'è un uomo senza una moglie vicina? Un uomo che sta in pace, vive tranquillo. Ah! E senza Senza corna! E senza corna! Dillo sinceramente, tu non ti vuoi sposare per paura delle corna, a te da guastata professione. Vabbè, e allora che già fa? Non mi voglio sposare, non ti voglio dire, questo pensiero delle cose, non lo voglio vivere in pace, va bene? Sono un'anima pura, tranquilla, senza voglia e senza... Senza coro, Sì. senza Dio. E senza corna, e senza corna, va bene? Me ne vado. Bravo, Vado a prendere la medicina, vado. Vado in farmacia. Vai. Concetta! Vai. Mamma Concetta! Caterina, che oggi non ti sentite buono. No, sto troppo bene. mamma. Piuttosto io mi vado in farmacia a prendere un po' di pomatina all'avvocato. Tu stai attento, se per caso gli dovesse succedere, se visse qualcosa, gli dovesse succedere qualcosa, stai attento. Non Io guarda vado. tocca nessuno a me! Ah, Maledetto, vai! Avvocato, Che è? avvocato, venite qua. Ho avuto una bella pensata. Sentiamo. Voi sapete che faccio per prendere il rapporto sulla moglie di Chiavarino? Faccio fare una bella copia su pergamena con caratteri gotici grandi e sapete che faccio? La spedisco al diretto interessato. La incornicio però con 2 corna di cervo maschio. Che dite? Guarda, una sciama Così non vendicate l'aggressione che avete subito oggi. Ma tu ci scemo, ma noi ci scemo lei, dacci capire! Ma lo fa morire! Tu guarda! Marò, tale quale a cimmino mio, io vi guardo e stupisco. Avvocato, non vi muovete? No. Ma vi state allenando? No, sto facendo l'imitazione della statua di Vittorio Emanuele. Marò, tale quale a cimmino mio, io vi guardo e stupisco. Agata! Avvocato, voi più parlate, io più vi sento parlare, e più vedo in voi, più sembrate tale quale a mio marito. signora, Madonna, piacere. avvocato, ma che faccia fa, Gesù? È per piacere, signore. Avvocato, parlate. Non mi fate togliete così, questa innocente illusione dei sensi. E non luate a mano coppa pure. No, è come volevi. Ma pare 10 minuti quando te ne lasciati. Ah sì, e quanto tempo ci troviamo? Pure 10 giorni. Oh, sì. 10 minuti lasciati, mamma E mia. in quei giorni era prigioniero dell'intimità domestica. Madonna. Sempre sotto gli occhi miei, mentre cucinavo, mentre rassettavo, mentre sfaccendavo. È l'ora del solito riordino. Madonna. E questo ufficio oggi ne ha proprio bisogno. No, io non faccio così. Ecco qua, mi metto in libertà. Madonna. Madonna, E signore. mentre io Ma non cucinavo sta e bene, rassettavo, lui mi raccontava le sue prodezze sportive. Madonna mia. Signore, ma non sta... Avvocato, avvocato, sciabolone sta sempre alzato. Sì. Sta bene sto sciabolone. Signore, ma non sta bene però, non Il mio sta sciabolone bene. non sta bene. Non sta bene, signore, Ma non sta come? bene. Voi state così, questo è un ufficio pubblico, Ma quale ufficio? Ma per carità, voi tenete la sciatica e vi trovate in intimità domestica con la vostra mogliettina. Strossole! Arrivo! Strossole! Oh mamma mia! Strossole, guardate a me! Strossole, guardate a me! Sì, avvocato, sto guardate a me! guardando! Avvocato, sto L'ultimo guardando! rapporto di Cimina, a quando risale? Risale, avvocato, risale! Che cosa risale? Voi che avete detto? Un rapporto di Cimina. Eh, Che risale? Siete un depravato, siete un depravato. avvocato, Guardate che a pure la me! sciabola vostra si è alzata! Avvocato, la tenete sempre alzata la sciabola?
Sempre, non vi preoccupate, sempre. E come risolve? Gli va più rapporti civili, Quella la prima e l'ultima risposta di quel rapporto di Cimino è arrivata negativamente dall'ambasciata italiana a Londra un anno fa, avvocato. Oi, stazzi lei. Dite, avvocato. Un anno a Londra. A Londra. E quando aiuta a Londra? Chi le chiude, ce l'ha la signora? Quando si è venuta a mettere nelle mani nostre, avvocato. Guardate a me, che è un pizzo. Ma quando mai aiuta a Londra? Come non si va a Londra? Ma quando mai che lei sta a Brescia? A Brescia. Ma voi sapete quando è partita da Brescia per andare a Dopo Londra? va a pigliare pratica. Va a pigliare pratica. Aspettate un momento, avvocato. Mamma mia. Sono quasi le 11. A quest'ora Cimmino che faceva? Non lo so, che facevi? Come che faceva? Non lo sapete? No. Si mangiava la sfogliatella. Non sapevo, signor. Sono tutte in mani, sono 2 mesi che mi facete mangiare la sfogliatella tutte in mani. Vi è arrivato il cappuccino, sì, vi è arrivato. Il diabete mi stava dentro. Sì, ve la dovete mangiare, quella è così saporita. Ma non è possibile, signore, mamma mia. Ui, come l'ha chiuso forte su qualche... Mamma, Si vede c'era più poco, guagliona. Ecco qua. E mangiatevi un po' di sfogliatella. Mamma mia. Tale e quale a Cimmino mio. Quando si mangia la sfogliatella? Sì, io vi guardo e stupisco, avvocato, troppo bello. Avvocato, eccola qua. La pratica Cimmino, io. Allora. Dica, a quando risale? Allora, signor Cimmino. Gesù. Avvocato, sei pazzo. Pensavo stava a Brescia. Allora? Voi venite un poco. Voi non avete scritto all'ambasciata a Londra, ma chi vi risponde? Avvocato, io così avevo letto. Vabbè, signora, non vi preoccupate, mo a vostro marito subito lo faccio tornare a Brescia. No, qua a Brescia, è da tornare a Napoli. Ah, Napoli la c'è a Brescia, qua deve venire. Vabbè, avvocato, vado di là, ma che sistema sta la cosa. Ma quindi non ci sono novità? Ma vi pare che se c'è una novità non ve lo dicevo, vi apri un invitato a cena a voi e vostro marito e basta l'uomo va danza. Avvocato, io vi guardo e stupisco. E me l'avete detto già. Io più vi guardo, più vi sento parlare e più sento in me un rimescolamento. Ma è bene, è male o è peccato? Quando vi trattenete di mescolamento ve lo tenete per voi, non vi discate la mia, va tutto bene. Ma se poi invece vi volete portare con me, signora, mi deve lasciare un pozzo colla che poi vabbè, certo, qualche piccola differenza tra lui e voi ci sta, ma questione di dettagli, sì. Ad esempio lui è un poco più alto, ma poco, alzati un poco. Alzate, sì. No, alzatevi un po' sul... Ma che avete capito? Alzatevi un po' sulle dita. Guardate, tale quale a Cimmino mio. E mangiate una poca sfogliatella. No, ve la da mangiare. Un pezzettino piccolino. Signor, mi fate affogare, Poco. Mi fate affogare. Avvocato. Ma ora che siamo solo noi due, mi facete quello che mi faceva Cimmino quando te ne lasciavo? Mi piacere, sulle buie. Dipende da quello che mi faceva Cimmino, signor. Avvocato, quando stiamo solo noi, zitta, senza far sentire nessuno, mi cantava una canzone. Ma Roy, che canzone! Solo questa faceva? Ma non mi faceva venire un valore, Niente una vampa. Vabbè, ci deve una canzone Avvocato, una canzone troppo bella. Senza bambare, bambato per voi. No, non ti preoccupare. No, avvocato, cantatemi la farfallina rossa. Dopo poco, non mi sentite? Avvocato, giochita. No, signore, no, non è che scusa. Avvocato, No, facete sentire nessuno. Zitto. Che te li lasciati? È stato bastone. Sciapollo. E
bello, bello. Ah, ma ballina. Alza la voce, alza la voce. Ah, fa ballina. Ma muzzicato mussa. Mussa. Non può che vita Mussa. ha fatto imbriaca. Mannaggia qua, mannaggia là, mannaggia a mettere. Ma mi si da letto. Maria, sta tornando Iavarone. Iavarone? L'ho visto vestare, che correva Sì. e parlava da solo e dice, sto tornando dall'avvocato Mariano Carattolo. Non ci capito, che dicevo? Sto tornando dall'avvocato Mariano E Carattolo. come fai a dire che voleva il capo, le capite a chi si capita? Certo che l'ho capito. Sto andando dall'avvocato Mariano Carattolo. Maria, chiama il 113. Lo dicevo io, anzi fa una cosa, gli dà signore, gli dà signore e portatela là così. Perché ti vuoi macchiare le mani di Anche sangue? sono scema, così mi levo la licenza, non ti preoccupare. Signora, venite con me. Sì. Avvocato, Avvocato, dopo mi cantate un'altra volta la canzone. dopo mi faccio un repertorio che non può Venite con me. Avvocato, come andate? Avvocato, come andate? Sta arrivando Iavarone. Allora facciamo così, organizziamoci. Facciamo il travestimento numero 4. Andiamo. Travestimento numero 4. Sì. Avvocato, Eh, scusate, non è meglio travestimento numero 5? no, voci che buscare perché la maniera. Allora andiamo col 4, subito torna, avvocato. Preciso, mi raccomando. Subito. Preciso. Mamma mia, Carmela. Mamma mia bella. Aspetta, faccio un Adatta! È uscito l'avvocato, è uscito. L'avvocato ti sta? No, è uscito l'avvocato. L'avvocato sta qua o non sta qua? L'avvocato sta qua o non sta qua? O te ha detto l'avvocato ti ha no? L'avvocato ti sta o non ti sta? L'avvocato? L'avvocato ti sta qua, l'avvocato ti sta o non ti sta? L'avvocato ti L'avvocato ha detto o te o non stai? Ti non stai, te sta è uscito. te sta dito perché voglio sapere, ti l'avvocato sta qua, ti sta l'avvocato sta qua? Sta qua l'avvocato, o te o no? Ha già parlato. Te sta dito, perché ti vedi che non stai? L'avvocato sta qua? Ti sta o non ti sta l'avvocato? Non c'è, io sono... Allora te sta dito! Non mi fai tutti a me! Ma stai facendo tutto qua! Perché Te deve sta raccogliere- dito, ti fa tutta chini che la babbetta ti fa! No, vi prego, ma perché dovete accogliere da me o non Te volete sta da me? dito! A continuare ti fa... La bocca! I tanti tetti per me capi e poi mi metti a pacciare! Mamma mia! Guarda, avevate un'altra pacciata, moi! Lo scherzo innocente, Fonnati, i avvocati, i toccarogni, i tongono me niente, i tongono la vecchia, ti capito? Ma poi non va avanzata così. No, avvocato, poi mi attaccuta a me, perché mi attaccuta a me, mi attaccuta. Già va. Mi attaccuta, vi chiedo perdono, vi chiedo, mi dovete cutare, vi chiedo perdono. No, cutare, vi chiedo cuta. Perché, avvocato, in addeta putredere o cappotto, mannata. Belli giri senza cappotto, ma prendere cavolo. No, quel cappotto, no cappotto, o rapporto, che non guarda che ti vedi pure. O rapporto, come lo chiamate, o rapporto. Che cazzo state dicendo? Avvocato! Quando io sono venuto qua e vi ho chiesto quella cosa, voi avete detto, non vi preoccupate, gli evasore, vi fate il rapporto. Un rapporto! E i cantanti, un rapporto. Sì, un rapporto. Mannata a dilutire, mannata a dilutire. Ah, si Lucia, sì. No, ma è dilutire. No, non la tenga a dilutire. No, qui ha detto a si Lucia. No, ha detto mannata a dilutire. A si Lucia. Ma chi è a dilutire? Ma chi la conosce? Ma chi ha condotto? Allora pulita Ma no, avete capito malamente, ha detto me l'hanno andata a dilutire. Quando non va bene andato, no? E tengate di chi l'altro fa qualcosa che non va buono. A dilutire, avete capito? La gelosia. Avvocato, che dai! No, è la gelosia. Ehi, a dilutire. A dilutire, non mi ha fatto leggere il buono rapporto. Perché io al 15 matto, l'incontro veramente tettato. 15 mazza. Ma quale 15 matti? 15 matto. Dennaio, febbraio, matto. 15 matti. Ma, avvocato, guardate a me.
del naipe, vai matto, Marzo, e quindi ti matto. 15 marzo. L'incontro veramente tettato con mio cugino Tetano, avete capito? Avete fatto una cosa in famiglia, lui con la moglie. No, mio cugino tettato in matrimonio, e il matrimonio il mio cugino Tetano, avete capito? Ti sputavo. Non lo matrimonio. Tetano il matrimonio. Abbiate Tetano, nessuno lì. No, Però si è salvato. no, ma fate Tetano, L'avete detto voi. Ma malamente voi, No. o non il mio cugino, è Tetano. Hai Tetano? No. Ma no, non è il mio cugino. O non è il mio cugino, è Tetano. Avete capito? Qual è il nonno morto? O nonno morto, qual è? Nonno mio. O nonno morto. Nonno mio. Un nonno morto, qual è? Ma che hanno? Mandando, io mi chiamo Ennettino, io non il mio cugino è Tetano, che vende dopo Natale. Dopo Natale vende il Tetano, tanto Tetano. Stefano! Ehi, Caddaitto, avvocato! Tetano! Quindi ti matto e stava il matrimonio del mio cugino Tetano. E noi siamo andati un po' a parlare con tutte e tre, capito? Bene. Quel tonno mi ricordo benissimo. Facevano un calore, fa la stazione, mamma mia. Con la stazione. Scusate, Te lei ne si sei? mi dà... No, avete capito malamente. io Faceva sapevo. un calore, fa la stazione. Perché C'è un calore fuori alla stazione. ma no, da te capiva tutta stazione a niente. Perché era primavera, quindi ti matta, era primavera, però facevano un calore come se fosse la stagione. E quindi era un calore fuori la stagione. Avete capito? E per come fosse l'estate. Poi era un calore fuori la stagione. Faceva capo. Faceva calore. Avvocato. Ma facevano calore, che ha pigliato a moglie e l'ha dittata a me. No, ma poi dittate pure mi ha dittato. E non si neanche muore. No, hai fatto notato voi. Hai fatto notato. Tuttavia che lo donno, mi ricordo benissimo. Mi ricordo benissimo che donno. Pate? Figlio? Pate? Figlio? Pate! Figlio! Aspetta. Pate! Figlio! Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito tanto, hai capito? Spirito tanto. Il 15 marzo, 15 marzo, Quindi ti che matto. tempo faceva? Avvocato! Il giorno Il giorno quando la signora con un individuo di sesso non maschile... facete gesti, dite solo i fatti. Il 15 marzo che tempo faceva? Avvocato, tempo pessimo, lo sapete, marzo è pazzo, Ma ma forse non no, una pioggia in acqua che non va conto. Adesso sapevo io, la cacchia stima. A te Il 15 marzo, il signor Caita, da moglie a me. Ma ti sta così, po', E ma poi ti sta notato. facevano capo che i pazzi. Ma voi a chi si segue? A chi vedi davanti? Alla signora. A signora. La signora. O rapporto me l'ha fatto lui. O tappotte è tuo, allora. rapporto O rapporto è tuo. Avvocato, vuoi permettere che io vada a chitta? No, io lo mando. No, io lo mando. Non c'è bisogno. Avvocato, mantenitelo! Avvocato, mantenitelo! Noi mandiamo lui. Ma io sta da mantenere non me! Fammi sentire una cosa. Quindi io cappotto il kit tu. cappotto? Bravo. Allora, avvocato, io subito torno, ti fate una ammazzata e torno. Fate con voi, Io ti fate buscavo con un po' voi. di... Io tengo il corso. Tu, Maria! A dove stai a Varò? A dove stai a Varò? C'è una discussione con Strozzi, tutto a posto. Ma ti senti un po'? Perché che? E cretti sto 48? Non si mettete d'accordo, non ti preoccupare. No, secondo me tu devi far mettere in osservazione al policlinico. Ma perché a giovane? Guarda che sta succedendo! Non ti preoccupare, sta Allora, io non voglio sapere, Vabbè, bene? Non voglio sapere che sta succedendo. No, la signora Cimmina faceva parte i servizi. però fallo uscire da campagna, va. Ah, uomo, mamma mia. Mamma mia, qua. Fatti una volta, te vatte, capito? Non è niente. Già avete finito. Già avete finito. Tengo vestite buone, non mi voglio più di tanga, avete capito?
Ma tocca a voi, avvocato. No. Ma che ti capite? No, fate capire. Io avevo detto che vi devo chiedere scusa, no? E qui vi devo chiedere scusa, perdono. Ah, perdono. E per farvi vedere che non ce l'ho con voi, io mi affido una ricchetta, hai capito? Che facete voi? Mi affido una ricchetta. La ricchetta, La voi che ricchezza fate? mobile. Ma quale ricchetta? Non tengo niente. A denti investigativi fate ricchezze voi. E ricchette delle persone. Voi avete che persone. La ricchezza. Avvocato, voi... Comuniamo. Sì, aspetta. Avvocato. Allora mi volete affidare un incarico? La ricchezza di persone. Potete teccare tutta la per me. Mi pare che sta dicendo la ricerca di un certificato. Allora, aspettate, pigliate e Avvocato. Aspetta, prendo note. Allora, Avvocato, voi dovete sapere... allora. Dovete sapere che io non ho mai... Iavarone. È nettino. È netto per gli amici, è nettino. È nettino. Vabbè, dite. Avvocato, voi dovete sapere che io non ho mai conosciuto un babbutto mio. No. Dovete sapere che io non ho mai conosciuto un babbutto mio. Ma te dite un bello pare i pantofoli più, no? Che tanto è che il pantofolo? Il babbuccio. No, il babbutto mio. Babbutto, oh marito e mamma. Babbutto mio, avete capito? Non ho mai conosciuto un babbutto mio. Babbuccio, babbo. Babbutto, e voglio bene, babbutto mio. E mo sento la mancanza del calore di babbutto. Allora, che tu babbutto? Ha usato violenza dopo a Mammarello. A Mammarello. Ha pigliato a Mammarello e ha fatto violenza dopo a Mammarello. La caccioppola, la No, mammarella. quella Mammarella, la moglie del babbutto. Ah, mamma mia, Mammarella mia. Mamma, babbutto, mamma e nettino. Babbutto, mamma e nettino. Avete capito? Ma le cane se l'hanno mangiato. Che tu frantone, che tomme niente, che t'animale. Babbuccio. Babbuccio. Perché voi poi bugliate per lui. E l'altro, 100 metri. 2 metri. Allora, Babbutto. della mammarella. Ha usato violenta, dopo a Mammarella. Alto 2 metri. 2 metri. Una chine e muccola e tu ti pigli con quella Schifo. Vedi, con quella Mammarella ti pigli tu che ti chine e Cioè, muccola. chi sta con una febbre, con scavati, insomma, con un mucco che c'è scegliendo. No, quale muccola? No, muccola, è muccola. No, No, ma quale muccola? No, i muccola donnate, i muccola in coppia e batte, in coppia piede, muccola, come chiamate voi? E muccola. Chine di muccoli. Alto e muscoloso. A 100 metri, chine di muccoli. E utilizzi violenza in coppa a Mammarella mia. Utilizza Tomme violenza niente. su mammarella, om e niente. Babbutto a me niente. Tu fotondone, che a cui sei piccottino, no? T'ha buttato in una gotta. Che a cui sei piccottino, t'ha buttato in una gotta, tu fotondone. Oh, a me niente. Alza babbucciaola da me, Vabbè, quando ti penso io, quando ti penso, ma di lei cadono, Allora, tutto questo. Caccute e bicottine, ha buttato in da bocca. E bicottine? Aspetta, Bicottini. Ah, scusa, bicottini. i bicotini. Ma quanti bicottini, che ti vanno da cottini? Oh, che hanno te, Quelle che la da fedele la sia piccolino abbiamo un bicottino. O biscottini. Ho bicottini, che dai ti, ho bicottino. Che ha cuto lo bicottino. Con la scusa del biscottino. Si è portato in da dotto. La portata in da dotto. Si è portata Nella gotta. Nella gotta. Vabbè, proprio capire, si è spoccata Nella gotta. Oh, e quando è successo questo fatto? Quanto è tornato io? 25 anni fa. 25 anni fa. 5 anni fa. E chi lo potentone? Sempre chi lo Io potentone. Ha fatto tacchini che capilla a mammarella mia. Ha fatto tacchini che capilla. Ha capito una poco. Allora, in Dagro. E in Dagot. Ha fatto tacchino. Ok? Ma no, tacchino ti mangi. No, ha fatto tacchini che capilla. O tracchini che capilla. Ma no, tracchino. Quando ti devi capire, come chiamate a Napoli? O tracchini che capilla. Avete capito? E ti ha ticcato. Ha tirato capille. No, ha fatto tacchini che capilla. Tacchino. No, tacchino. Mamma, mi schifo.
ti posso passare addosso. Fa tutta a te che capille, e che la mammatella è di matte tanta capille, e a metà parducca, a metà parducca per 2 anni. Per 2 anni, per 2 anni. Ammetto, la parducca per 2 anni. Per 2 anni. Che la mammarella mia. Parducca della mammarella sua. Avvocato, quindi... E un nome mamma qual è? Oh, mia mamma, o nome mamma è nonna? O nome mamma è nonna? Sì, è mamma adesso, non è una femminile. Nonna. Nonna. Ah, quindi non è italiano, mamma. Come? Non è Napoli? No, nonna gli valore. N-A. Non mi valore. Oh, Non mi valore. Non mi valore, tutto semplice. Non mi valore. ma. Gli valore. Tocco ti cognome mio. È un nome babbuccio. Nannà, Chi babbuccio. si vede? Ma quale trino? No, nannà, quando non t'ha nome, come lo chiamo nannà? Quando non ti nome qualcuno, come ti dice? Chi ne è figlio di nannà? E lei? Cacciai, ti nannà. Perché non conosco il nome? Ma quindi ti dico che lei è figlio di nannà? Figlio di nonna. Perché non lo conosco? Figlio di nonna. Il babbutto è mammutto. È mammutto. Voi avete amato tua babbutto. Babbutto. Voi appena lo trovate, il rimorso del mocco, no? Perché l'ha fatto a mamma e poi mi ha fatto dare il calore materno. Avete capito? Avvocato. Sì. Allora, tutto questo qua è tutto a Fiutti. Ah, sì, che si A portava Fiutti. 25 anni fa a Fiutti, in Dagotte Fiutti. a Fiuggi. A Fiutti, ha detto bell'acqua. Vicino a Roma, a Fiutti. A Fiutti, l'acqua è Fiutti. Ma che province di? Di Roma, a Roma. Fiutti. Fiutti. Adesso avesse la ditta. Ma no, avvocato, voi avete Fiutti e bevete l'acqua. L'acqua è Fiutti. A te lei sa Ma che da te che ti letti? No, ti Fiutti. L'acqua è Fiutti, avvocato, vicino a Roma. acqua di Fiutti. Fiutti! Ma come dite a Fiutti? Fiutti. No, ma la cattu! Non Fiutti! Ma Fiutti! Ma ti capite? Avvocato, voi ti... Aiutate, ma mi piace. Fiuggi! Esatto, metti un'utilizzazione per Guardate là. Quindi 25 anni fa in Dagotte Fiutti, che non mi niente t'ha buttato in Dagotte Fiutti. Quell'uomo di niente, posso Mio fare. babbutto mio, e ha fatto violento dopo a mammaella. Violenza a Mammaella. mammaella. Allora, avvocato, tu vai a babbutto. Io voglio a babbutto mio. Sì, signore. Tanto fa prima una mattiata. Sì. Tra l'altro voglio a babbutto mio. Sì, poi ci vuole. Avvocato, ti posso contare? Eh? No, dico, ti posso contare su questa cosa? Sì, sì. Tu mi hai fatto questo piacere. Voi mi pagate, si Ma capisce? te aveva detto, quando tempo quello vi pago. Va bene, va Avvocato, allora, gatta a tai. Gatta. Sì, Gatta, io me ne vado, gatta a tai, e tu calma a babbutto, gatta a tai. Gratta assai. No, gatta a tai, grazie. Grazie, grazie, grazie. no, grazie. Grazie. Prego, grazie, avvocato. Yeah. Grazie. Tu calma a babbutto. Sì, signore. Babbutto mio. Sì, signore. Prima, ospite mo. Sì. E poi, grazie. Ti calma a babbutto, grazie. È stato un piacere. Avvocato, scusate un attimo. Danno poco. Strozzere! Madonna! Strozzere! Ma quanta mano tenevo questo? Due mani tenevo. Mossam pace, strozzere. Mi vedete un morto che cammina qua? Mossam pace, strozzere. O potevano mantenere la città mantenuta. No, io ho detto mantenetelo e io l'ho mantenuto. Mamma mia. Se la metti utile. Avvocato, mamma mia, è che mazziata. Aspetta, strozzere, vieni a capire. Io di queste notizie, poi, vabbè, mamma mia, Siete la Fiat! eh? Siete la Fiat! No, c'ho la Mercedes, signore. Ma io volevo la Fiat! E adesso cosa mi chiedonava a Napoli, signora? Insomma, siete l'investigatore. Ah, sì, sono io, agente investigativo. Beh, che come fate?
Scusatemi, stavo distratto, volevo la carta. Ofelia di Nolfi, nasco Donofrio. Non ho capito? Ofelia di Nolfi, nasco Donofrio. Ah, Nata Donofrio. Perché conoscete Nata Donofrio? Ma voi siete la prima, veramente. E voi avete detto Nata Donofrio. Conoscete Nata Oh, Donofrio? signore, ho detto ho detto nata. Se voi avete detto Nata, conoscete Senza posto. Nata senza che, Giovi, no, a me non mi manca niente, anche là non so, ma a me non mi manca niente. Signore, veramente, lasci, come siete nata tanto tempo fa, non è nata, è una vostra ata, è nata tutta la parola, nata, è nata. Stavo dicendo, sto dicendo questo da 3 ore. No, perché voi avete lasciato, invece si dice nata. E ma cominciate Nata voi? No, Chi perché è che è stata? Oh, fa, signore, siete sempre voi, però dovete essere precisi quando parlate. Non potete... perché non è la stessa cosa. È arrivata la data triccata. Poi che c'è? La signora diceva ha detto nasco, invece deve dire nata, perché è nata tempo fa. E come si è difficile. Come sono difficili. Io poi a 30 anni veniva a nascere in un'agenzia investigativa. Semmai da uno ostetrico, non mi pare. Si capisce. In che cosa possa essere utile, signore? Avvocato, bisogno di un parere urgente, urgentissimo. Signore, sono qua, forza. Andiamolo, via. È una questione di vita o di morte. Si niente mio, che c'è una cosa buona. Ditemi. Signore, e allora se è questione di vita o di morte siete capitata proprio bene. Io in questo ufficio fungio anche da psicologa. Parlate con me. Ma quando Anzi, tu, 10. Ma Signora, ho un figlio. È per quest'anima innocente che sono venuta qua. Mettiamo che ammazzo il padre della mia creatura. Ma Signora, mettiamo che ammazzo il padre. Ma mettiamolo, volete ammazzare veramente? Ho voglia girare! Andiamo avanti, vediamo, piace. Secondo voi quando mi danno? Di premio? E galera! Veramente questo lo decide il giudice. E quando mi dà sul giudice? Perché siete simpatica, l'ergastolo. Calate. Andiamo, ci vediamo. 30 anni vi stanno bene? Calate. Scusate, se riuscite a dimostrare le attenuanti possiamo fare 24 anni. È il vostro onore, vi ho pregato di calare. Ma che calo? Se riuscite a dimostrare la violenza, l'abbandono, insomma tutte queste cose possiamo fare da 15 a 12 anni. Calate. Signor, ma voi quando volete voglio dire, quanti anni di galera vi volete fare? 6 anni. 6 mesi? 6 mesi, signore. E voi nemmeno all'ospedale con la testa spaccata lo potete mandare. Signore, se volete commettere questo omicidio, la pena si calcola in anni, non in mesi. In anni e mesi. Certo. Tipo, non la già uccidere a chi? Secondo voi io non devo uccidere a mio marito, il barone Tremelloni? Il barone Tremelloni? Quell'essere ignobile. Ma perché io l'ho fatto? Che mi ha fatto il barone Tremelloni? Che mi ha fatto? Volete sapere? Che mi ha fatto? Aspettate. Guardate che sono bella qua. Ecco qua. Leggete qua, leggete. Hotel Quisisana Capri. Leggete a tergo. Leggete a reta. Gratifiche extra per prestazioni speciali. E allora? Secondo Aristide mio marito, mio figlio è frutto di queste prestazioni speciali. Quali prestazioni? Secondo voi i figli nascono dopo quali prestazioni speciali? E vostra madre non ve l'ha detto? Mia mamma sì, ma mi pare che vostra madre è segreta, se l'è tenuto nella tomba. Secondo Aristide, io a Capri mi sono prestata. E secondo voi? La verità non mi ricordo. No, signora mia, scusate tanto, abbiate la bontà. Io quando mi prestano poi me lo ricordo. Scusate, Aristide in questo caso ha ragione. Ma come? Pure voi dubitate della mia onestà? Ma signor, quando sarebbe successo questo fatto? L'anno scorso, no? 10 anni fa. 10 anni fa? Signor,
E Aristide da 10 anni vive col pensiero fisso a capo. No, da 2 giorni, da quando siamo venuti a abitare nell'appartamento di sopra. Ah, perché voi siete la signora che è venuta ad abitare all'appartamento numero 2? Sì, signore, sì, signore. E allora, signore, toglietemi la curiosità. Ma che cosa fate la notte? Spostate i mobili? Signora, ma io i mobili non li sposto. Io ci rompo capo a mio marito. E fate bene, ma non li potete rompere in testa a vostro marito prima della mezzanotte, prima che io prendo sonno. E se chi ne sa ritira a mezzanotte, come ci rompo in capo prima? Ma guardate un po', noi che dobbiamo sopportare. Abbiamo fatto questo trasloco, si sono rotte le casse, lei sono tutti i documenti, quella si è messa a leggere i documenti. E mo sono da 2 giorni che non dormo più, non ho più pace, non vivo più, non mangio più. Ah, non si direbbe proprio. Meno male, signore, mi fa bene. Mi ha tolto pure il rispetto e l'onore dei miei figli. Signore, quello mi vuole uccidere. Pure lui a voi. Ma devi fare prima, eh? Aprite! Cielo, mio marito! Così mi vede, mi vede. Sì, signore, mi vede da dentro. Eccoli qua! Ma i dispare, capite? I dispare! Prendete nota! Ti sei venuto a rifugiare dal tuo amante! Felice! Mariano, ma che stai dicendo? Ma chi la conosce? Ma chi siete voi? Che volete? Ah, sei venuto dall'avvocato con il tuo amante! Io sono l'avvocato, Ma i dispare! Scrivete, prendete Salve, gli dispare prima a te! E Prendete poi! Io mi nota. ammazzo! Ma insomma, Quando mi facevi i succi? un po' di Ma non l'ho detto prima io! Quando lo facevi? Non doveva piacere. State zitto tu! E con te facevi marò! Io sono l'avvocato. Ah, state zitto! E sei in casa Sta mia. zitto! E via. Tu! Sei venuto dall'avvocato! Quindi questa è una confessione! Rea, Io confessione! sono venuta qua per protezione! Sono venuta qua Ma dall'avvocato! non ti servirà a niente, perché io chiederò l'estradizione da questa casa, per te e per il tuo amante. E poi ci da tutte e Scrivete, avvocato! Avvocato, prendete nota, scrivete tu storia! Scrivete tu, scrivete! Prendete nota! Sentite, signore, io non sono l'amante di vostra moglie, sono l'avvocato Mariano Caraccia e basta. Allora l'amante è quest'altro. Ma state calma, ma non devo ma perché non pigliate il sindaco tu? Yamma bene, yamma. Non mi riuscite lì. Yamma che gridi, yamma. State calma. Questo che cos'è? Yamma. Avvocato, perdona. È bello, frate. Io sono ascecato dalla gelosia, perché stai facendo questo? Non mi riuscite lì. Gratifiche extra per prestazioni speciali, avvocato. Vabbè, Non nata cara. Avvocato! Idem che corno! vabbè, è facile. La signora qui presente, quando l'ho conosciuta? Faceva la cameriera all'hotel Quisisana di Capri. Portava in giro i turisti nella Grotta Azzurra. E poi gli davano gli extra per le prestazioni speciali alla signora. Avete capito? Ma me ne ricanavo. È bello, state Ti tengono figli, no? Avvocato, tengo uno figlio. Non mi subito proprio. Ma pare un tedesco. 10 anni, Bruxelles e birra. Bruxelles e birra. 10 anni, Bruxelles e birra. Ma sapete com'è? I fest. Ma facevo coraggio. È nato a Capri, sempre insieme ai turisti tedeschi, sempre insieme a loro. La loro vicinanza avrà influenzato i caratteri somatici, i gusti, avete capito? I fest. Ma oggi capite tutto ma lascia che lo scopra, Tacci prima a te e poi fate bravo, avvocato. Può essere che non è una prestazione speciale, è un'altra cosa che pensate. Avvocato, ma che state facendo? No, che significa? Con loro cane. Tengono un loro cuore che non ce la faccio più. Ma è pure cassa, mi voglio in mano. Avvocato, per favore. Mamma mia. Vedete che probabilmente la cosa non è come pensate voi. Ma facciamo una cosa. Ma è una mando un mio investigatore a Capri
e vi faccio fare una bella indagine e vedrete che tutto sarà chiaro. Che la prestazione speciale non è quella che pensate voi. Grazie, avvocato. Io metto le mie aristocratiche corna nelle vostre mani. Quando a te, fin quando sto povero avvocato non fugga in me ogni dubbio, non ti azzardare a mettere più piede nella mia casa morale. Manca mamma, non ti vuole vedere più. Manca mamma. Facci sopra, va tutto bene. Gli animali le corna le hanno per davvero e non si lamentano e portano con dignità. Solamente voi maschi del genere umano facete tanta storia. Non vi preoccupate, la signora resta qua, in casa mia. Signore, altro che 6 mesi. Io vi farei assolvere perché il fatto non costituisce reato. Vedete, state nelle mie mani, non vi preoccupate, vi faccio vedere che tutto andrà bene. Neanche mezz'ora tra le mani di quel tizio. Andiamo, signore. Andate tranquilli a casa, si lo manda lui a Capri e allora qui si sale e vi faccio vedere che sta tutto a posto. Grazie, avvocato. Qui ad stare solo calmo. Grazie. L'onore del casato Trembelloni sta tutto in mano vostra. Grazie. Boca scitata la da capo perché è vostro. Capri, hotel qui si sana, che bella cosa, che bella cosa, avvocato, che bella cosa, troppo bene, che ricordi che ci stanno su Capri, dei ricordi bellissimi. Siete l'investigatore? Siete l'investigatore? Strossner, 8 Strossner. Non ho tempo per i preamboli, qua ci stanno 500.000 lire per voi. Grazie. E non mi chiedete a quale titolo io prendo questi soldi. Signora, nella nostra professione la prima cosa è la segretezza. È una gratifica. E che ho fatto? Che farete? Che farò? Non avete visto niente, non avete sentito niente e di conseguenza non potete parlare. Shh, vada sta zitto, vi sono spiegata. Perfetto. E non mi domandate in goppa a cosa, vada sta zitto. Scusa, non me lo... Buongiorno signora. Il signore chi è? È il capo dell'agenzia. 500.000 lire per voi. È una gratifica. Grazie, che No, dovete tacere. Non avete visto niente, non avete sentito niente e di conseguenza non potete parlare. Shh, vada sta zitto. Mi sono spiegata. Sì, ma vorrei capire perché non ho capito un accidente di quello che avete detto. Sono la moglie di Ernestino. Ernestino non ha mai saputo niente. Vabbè, ma niente di che? Scusate. Non ha mai saputo niente. Ernestino è stato qui. Ho letto il nome e il numero della vostra agenzia nella sua agenda perché lui mi sospetta. Ah già, agli occhi del mondo io posso essere anche una svergognata, ma agli occhi della mia coscienza io sono un'immacolata. E non è, credetemi, un semplice capriccio, ma è la passione ardente che infiamma e divora l'incontro di due anime. A Vitani, senza Gaspare, non contasse più niente. Aspettate, spero ci fu riassunto delle puntate precedenti. Allora, voi soffrite le pene dell'inverno per questo Gaspare, invece vostro marito si chiama Ernestino, va bene? Sì. E a me che me ne importa, perché venite a raccontare qua queste cose? Chi le sa diceri? Vabbè, potete andare da un confessore e l'andate a dire. Se no, o dici da Ernestino e vi chiarite Ernestino? Ma voi fossero pazzi! Ma perché? Come se non lo conosceste con quella sua violenza incontrollata, con quei suoi muccoli. Ma perché io conosco questa E Iamarone, no? Iamarone? Si sta arrivando indietro! Mi stai mettendo paura! Ma io deve, signora, ma non posso! Non ne posso pigliarsi, ma voi mi volete vedere? Chi ci ha accicato tutte e due? Venite a qua che è venuta una bellissima Sentiamo. Iamarone, quando è venuto
Padova ha detto che si era tutto chiarito, che c'era stato un equivoco. La signora invece con una passione ardente, qualcosa lì, come si chiama? Gaspare. Gaspare, lo vedete all'Albergo Magnum. Ma che è sta volgarità? Quello ho preso un appartamentino per me. E quindi avvocato, non vi preoccupate. Iavarò ci ha detto che è tutto chiarito, che per il matrimonio c'è stato un equivoco. Sì, io bene a sapere. Ma da noi non lo potrà mai venire a sapere. allora? Avvocati, ricordatevi di quella vecchia pervina. Oh signore, fa che io non sia cornuto. E se lo sono, fa che non lo sappia. E se lo so, fammi stare bene. Iavarone, state esauditi. E allora? Ma sapete che faccio? Ah signore, le sorte. Ma noi non parliamo di soldi, ci teniamo per ammazzata che abbiamo avuto stamattina. Facetemi fammi. Signora, allora, noi taceremo. Oh, grazie, vedete, siete davvero generosi, grazie, grazie assai. Allora io me ne vado, grazie assai. Grazie. Signore, non mi piace tanto questo fatto. Oh, non vi preoccupate, avvocato, ma nel vostro passato non c'è mai stato niente, tutto limpido. Tutto limpido, limpido e puro. Avvocato, una mesa cosa, Non c'è una stato macchiolina, niente. Napoli proprio. e Fiuggi, Napoli e Fiuggi. Avvocato, vado di là, E piano che sai, scozzere, piano una pratica che sto, vedi indagare su questo. Va benissimo, avvocato. Scozzere, grande cosa. Aspetta, scozzere, qui grande cosa, aspetta un momento. Allora, aspetta. Noi. Pronto? Casa Iavarone? Sono un amico, tiene il corno a fanculo. Scusate, una signora, che fa? Siete l'avvocato Mariano Caracciolo? Sì, sono io. Che sta? Se non mi sentite Siete proprio voi, l'avvocato Mariano Caracciolo? Accomodatevi, signore, accomodatevi. E quanto c'è stato dove trovarvi? Signore, c'è la facilità, qual è facile? Chi sta a Lucca, voi? Scusate, è una piccola bronchitella. bronchitella. Sono senza fiato. Poi la vostra vista me l'ha fatto tornare. Accomodatevi, signora. Mamma mia. Avvocato, ma voi sapete perché io sono qui? Lo sapete? Sì. No! Che sciocca che sono, come fa a saperlo? Sapete perché io vi stavo cercando, lo sapete? Sì. No! Che sciocca che sono, non può saperlo! Sapete che sofferenze ho io? State guaiate, signore. No! Non lo può sapere l'avvocato! Avvocato, ma perché non mi rispondete? Voi ci date male, voi verrete la risposta, che ha già fatto. Avvocato, e qua ricerca di persone, questa è un'agenzia. E io sto ricercando una persona. Cercate una persona, benissimo. No, io veramente la persona già l'ho trovata. Ah, già l'avete trovata? Sì, qui mi ha mandato l'agenzia Centocchi. Ah, l'agenzia, i quattro scemi, l'agenzia per Pavarì. Hanno visto che il caso era difficile e vi ha mandato qua. No, mi ha mandato qui perché la persona che cerco è qui! Avvocato, io sono una madre affranta! Mamma che calma e meno male, ma voi facevate la cantante prima. No, E mi stono come una campana. Ma che sta voce così? Avvocato, io ho un figlio che è una perla. Tutta casa, famiglia e una devozione per San Rocco. Sarocchi Capemondo? Di Marà. Ah, Sarocchi Marà. Avvocato, ma esistono perle che non hanno difetti? Esistono? Sì! No! Ed anche quella perla di mio figlio tiene un difetto. Per difetto ce l'ha tutti quanti. piccola cosa, voto mazzata di morto. Vabbè, vedendo voi così gentile signora, probabilmente ha preso del padre. No, il padre era un gentiluomo. Anzi no, è un gentiluomo. O era, signora? Era, e quindi ha pigliato di lui.
No, avvocato, il padre era un gentiluomo. Vabbè, scusate, non capisco, è morto, quindi non... Chi è morto? Il padre era... Del figlio. Come tuo figlio c'è? Il figlio del padre è morto. Ci incogliamo. Avete detto il padre era. No, era perché il figlio, il padre, non ha conosciuto il figlio e il figlio non ha conosciuto il padre perché è nato dopo. Dopo che, signora? Io sono una madre giovane. Una madre senza Che sa, signora? Sono una giovane madre! Allora... Avvocato, quando il gentiluomo se n'è andato, vi racconto un po' che fatto, io sono andata a fare la collaboratrice nella casa del marchese Paudice. Paudice? Il che è Pumarola? Nelle consegne. Io andai lì, a mio figlio lo portai presso una famiglia di contadini. Chi lo cresceva all'aria aperta, severando bene, e stava a casa del marchese. O marchese faceva l'etichetta una volta, e si dipingeva e azzeccava. Non per bottiglia? Cioè una volta faceva l'etichetta? Si disegnava dove e su, poi metteva la firma sotto marchese, Paudice a fianco a essa, aspettava appena voleva l'etichetta e azzeccava. Una domenica, fu proprio la domenica che il marchese Paudice perse la vita. E come va bene? Mio figlio, vi sto raccontando, mio figlio mi venne a trovare. O marchese, mentre stava dipingendo, si va a girare e scioglie un coppo a bucce e banane che mio figlio aveva buttato a terra. Povero creatura, quello essendo cresciuto in campagna non sapeva che esistevano i bidoni della spazzatura. E sta in terra e il marchese poi dice, no, avrete e caretta. Aiuto buono questa cosa, però va bene. Marchese, non avendo nessuno, lasciai tutto cosa a me. E i pannelli, e i colori, le etichette, poi come lasciai? E sì che la spazzatura, perché così portai a casa la famiglia, lì là, poi mi lasciai una tenuta in Puglia, una casa a Posillipa, una casa a Caporizzuto e una casa a Poppano. Fino a poco mi ha lasciato buono, mi ha lasciato. Grazie, si chiude buono con questa cosa. Ma si vede che il gentiluomo, visto che figlio che non killer, ha detto, mamma, la vaga proprio, e mi salvo. No, Sì. Killer è un figlio, no. Il figlio è killer. No, o padre è killer. No. Mio figlio è killer, perché dico? No, aspettate, il figlio è killer. No, il padre no. se ne è scappato. Avvocato, seguitemi. Il padre è il killer, o figlio è killer. Vabbè, signor, il figlio, vabbè, allora... Avvocato, io vi devo raccontare tutto, avvocato. Io 25 anni fa ero lì a Fiuggi. Voi avete passato l'estate lì, ditemi la verità. E io la vogliamo a Fiuggi. Alla pensione Clara. Io ero seduta lì insieme alla famiglia presso la quale lavoravo, guardavo il bambino e voi eravate seduto lì in quell'angolo della pensione Clara. Da munnezza, ma facete poi più qua. Ma guardavo e io guardavo e voi non guardavo Io? e io guardavo. A un certo punto un bel giorno il bambino si pigliava il mobile e rimanette solo lì. E cominciai a fare delle lunghe passeggiate annanzi a rete. Un bel giorno, chi legarete a me? Voi. Io. E insieme tutti e due cominciamo a camminare. Un'ora sola ti vorrei. Dove siamo di dove? Ma non mi riconosci? Voi. Io, sì, Mariano, in quella grotta del Ciociaro, io e te, un'ora sola ti vorrei. Ho fatto di tutto per cercare il padre di mio figlio. Perché? Maria, sì, quel figlio è tuo. Mio. Il figlio della grotta del Ciociaro. E figlia a me. Maria, perdona tuo figlio. Perdona.
Perdonalo, Mariano! No, perdona a voi che faccio fatto un figlio, scusate. No! Perdonalo, Mariano! Perdonalo! Ma perché che mi ha fatto a me? Ha fatto una mazziata esagerata stamattina! Stamattina a me? Così, Mariano! Perdona tuo figlio! Ma chi è sto figlio? Come si chiama? Ernestino! Cosa hai fatto al tuo povero? Ma chi è Ernestino? Ernestino! Ernestino è la Non parola! è tuo È mio figlio! Ernestino! Quando è domani, io levo questo cartello, faccio mettere un altro cartello, casa rifugio per la ragazza madre. Ma che mi fa, per piacere? Seduttore, padre snaturato, anima nera! Per piacere. E dice la signora, 10 minuti e se ne andasse, perché non tu collasse tanto tu, o 10 minuti o si muore. Cose pazze. Scusatemi, ma io sono circondato da serpenti. Fate bene, difendete. Bravo. Allora, che cosa possa essere più utile? Voi vi occupate di ricerche di persone. Sì. Bene, vi sto qua. Perché qualcuno vi cerca? No, ma se qualcuno mi vuole. Non ho capito, ma non ho capito che cosa volete dire. Se qualcuno vi vuole. Quindi siete ricercato. Chi vi deve cercare? Siete voi che dovete dirlo a me, scusate. Io? In base alle richieste che avete. Io poi, ma come detto cosa, poco, mi faccio fare un e tutto. Ma aspettate, ma forse voi forse avete bisogno del collocamento. No, un collocamento non mi serve. Ci sono già stato. Allora? Un collocamento. Ma scusate, se no il cago veniva a fare. Volessi sapere voi che non siete venuti a fare qua, se nessuno vi cerca. Fuori. Avete ricerche di persone. Ma ricerche di persone, non ricerche di personale. Non è che voi trovate le persone per quelli che cercano di personale. No, è bello, ci sta il collocamento, rivolgetevi allora. Ma però guarda, in un certo senso io sono una persona scomparsa. Ma non è che mi sei un giovane affaticato. No, ma perché facete questa cosa? Volete bere un po' d'acqua? No, non mi preoccupate, è un po' di cinghiozzo, ma mi passa. Allora, non mi preoccupate. ma com'è questo cinghiozzo? Io a collocamento ci sono stato, allora? però sapete che cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che non servo. Perché di mio c'è rimasta ben poca. Ma vi svelo un segreto. Io, per vivere, mi sono aiutato con i trapianti. Ah, ecco, fate il giardiniere e trapiantate le piante. Un giardiniere? Sì, gerante, e passano nel cucuzzello. Io parlo di trapianti di organi. Voi trapiantate gli organi? Io parlo di trapianti di organi. Che hanno fatto a voi? Voi come mi volete, secondo voi? A me, mi pare una persona normale? A poco a poco si mostra la facita più o meno. Infatti, io sono integro. Voi mi dite così, mi date due cosce, Sì, io vedo. due braccia, ecco, internamente, pure sono integro. Per tutte cose, a poco, a me non manca niente. Ecco, e solo per farvi capire, io sono io, ma non sono io. Ecco, io sono, ma non già dice un essere composito. Avvocato, io sono uno composto io. Sono 10 anni
che tra sé che esca anche ospitale. Siete di cagionevole salute. E che ne parliamo a fare, che ne parliamo a fare. Ah, ma io, tenevo una salute fiera. Sì, e poi è stata la necessità che mi ha spinto a questo turpe commercio. Avvocato, io mi sono venduto tutto. Mi dispiace, che proprietà che te ne vada avete venduto? Ma avvocato, non devi proprio niente. E che vi siete venduti, scusate? Tutto me stesso. Avvocato, prima i reni, poi la mezzo fegato dei polmoni, il cuore. Insomma, quello che serviva, quello mi vendevo. In base alle richieste del mercato. Cioè? Ecco, io però davo roba di prima qualità e ottima scelta, avvocato. Solo che a me mi trapiantavano gli scarti dei miei compratori. Avete capito? E mo non c'è una malattia che non abbia. Sono un miracolo vivente. Che vi devo dire così? Vendi oggi, vendi domani, di trapianti. Ecco cosa è rimasto di me. Vabbè, volete un esempio? Una bella pensione, no, pensionare. No, volete un esempio? Sì. Allora, guarda, questa gamba qua, era di un ballerino latinoamericano. E sono un po' più corto. Mi faccia dire, la milza, tiene buca, un fegato. No, parlando con rispetto, manca cacio pollo, come potete fare. E poi, sturacci, poverito. Che è sturacci? Era un barista da ferrovia. Da passare qua, 1500 caffè al giorno faceva. Avete capito? E poi, se fate silenzio, lo faccio sentire un cuore. No, Verità? non mi fa impressione. E allora perché suona? No, è noiato. Tocca! No! Ragioniere, avvocato. Avvocato. Il fuori ragioniere, avvocato. Guardate. Avvocato, tre tattà, tutte volte. Ma per forza, scusate, apparteneva a un commerciante di gioielli. Oh povero uomo, che non aveva abitazione di e muta anche. Poi è venuto il giorno del grande trapianto. Sull'all'estero, ci buscate una cosa di sorda. Però è una bellezza. A Casablanca. Siete stati lui a Casablanca? Sì. Ecco. Però è un trapianto che mi ha cambiato la vita. Sì. Ma non sai perché mi ha cagnato pure la voce. Guardate un po'. Che vi devo dire? E tutto questo per poche pensioni. Avvocato, io mi posso di fame. Che vi devo dire? Posso la pensione è poco. Perché poi si sono riuniti. Perché siccome che io ho usufruito del trattamento della mutua, si sono riuniti fra di loro, hanno visto lo schifo che hanno fatto e mi hanno condannato a capo così. E non morsi. E non morsino. Non riesco a fare niente. Che pensione Se vuoi per forza la fatica, poi non è che ti sei venuto e te siamo l'agenzia a conduzione familiare. Avvocato, se mi mette a pettinare qualcuno, passi non si può. Avvocato mio, se la vita passa di osservati. Allora non mi sai proprio, ma io ho locamente che trovi sicuramente. Aspettate, ma c'è un'idea. Ma avete mai provato con la televisione? La televisione? Che le fanno che gli schifezze? Ma non ci ho mai pensato io, poi tu ne hai visto. Ma una cosa, scrivete a Maria. La bella, quella apre la busta e mi fa vedere la dita, sapete quando ma che bella idea che fate la te! E non c'è mai pensato! Che il babbarato non si sa quando ha puntato! Provate alla televisione, questo è il momento buono, perché tutta la monnezza senza offesa. No, va bene. Ma mamma te va, che mamma non si esce. Siete buono? Sì. Arrivederci. Satevi con me. Si vedrete. Posso? Se solo se mi viene ad annunciare la lieta novella.
Dimmi solo una cosa, padre senza cuore. Hai deciso per tuo figlio? Non lo voglio a quello, come da Giarici, non è figlio a me, chi lo babà di 2 mesi, brutto così. Zitto, che la madre ti può sentire. E mi sentisse la madre, per piacere, e io. Ma come si fa a figli come quello? Ma tu agli avarone lo vedi com'è adesso? Ma pensa che pure lui è stato un bambino piccolo, rosa e paffutelle da trattare con l'ovatte e il porotato. Non è andato come morto, Anima di Dio. Ah, guarda di Dio, per piacere, me l'immagino a quello quando era piccolino. Quando aveva 5 mesi, povera creatura innocente, il Signore se lo stava chiamando. Poveretta così brutta e dice, no, è meglio che rimane a pace. Polmonite doppia con versamento pleurico e ritenzione urinaria. E tu che andavi facendo mentre tuo figlio stava in imminente pericolo di dosi massicce di antibiotici e divieto assoluto di fumare? Ma perché a 5 mesi fumavo, Divieto assoluto di fumare vicino a lui. Ah, ma sì. E fu proprio in quell'occasione che Norma fece il voto. Promise di non sposarsi finché non trovava il padre della creatura miracolata. Ha fatto lui. E anche... Maria! Ti ha trovato. E fallo sciogliere sto voto. Non lo posso far sciogliere, perché anche io ho fatto il voto, anche io ho fatto un voto. Esatto. Ti ricordi che la volta che Simo Puren, che l'aulivo in canna, che non respiravi più? E io feci il voto, castità perpetua, pur di salvarti. Quindi come vedi? Castità o celibato? Castità perpetua. Meno male. Allora ti puoi sposare. E perché? E tu tieni calcolo renale, certi sforzi non li puoi fare. E poi tieni pure una certa età. Quella è una ragazza madre. Devi riparare e riparando finalmente ti sistemi. Mammaella, come sta mammaella? Mammaella sta buona, mammaella? Un altro poco e si riprenderà con molta calma. Ma è tappottabile, tappottabile? Mammaella è tappottabile, mammaella è tappottabile, mammaella? Mammaella è tappottabile? È trasportabile. Tappottabile, è tappottabile, mammaella? E tu l'hai capito? Certo, che il mio nipote lo sanno figlio. Tappottabile, dici l'altra volta. È tappottabile, no? È tappottabile. Non l'ho mai detto. Non traduci. Ma fate il bottene, a babutto! Guarda chi ne si capisce. Ma per tu babutto ma fate il bottini tu, Bello di ti aspettiamo qualche altro giorno. Ti vai a vedere come sta mamma. Vai. Babutto mia! Babutto! Non te voglio come figlio! A forza! Tieni la capa tosta! Sì, la capa tosta! Mannaggia, a Cimmina no! Perché dice se si trova il marito e allora lui non se la può sposare. E vabbè. Ma questa ti è già mezza moglie. Ti porta e terra a Posillipa, a Villa a Posillipa, e terra in Puglia, a casa a Caporizzuto, nata a Villa Poppana, e poi ti porta il bidone alla spazzatura, e poi ti porta i pennieri, ma ti porta una famiglia, ti porta. Ma che altro vai trovando? Cosa aspetti? Ecco che aspetto, io treno la circonversione che sta avendo. La mia vita altro io no. Ringraziamo San Lorenzo che mi ha dato la forza di camminare un po'. Hai pregato San Rocco? E come no, mamma, tetto. Di Marano? Meno male, bravo, figlio mio. Oh, piccolo cucciolo, che vogliamo fare? Signore, parliamoci chiaro, approfittiamo che siamo tutti qua, chiariamo un po' con questo argomento, va bene? Voi fatevi più là, voi venite qua, per piacere. No, già parlato, Signora, 25 anni fa ci siamo lasciati abbandonare in un momento di follia, vabbè, abbiamo fatto quello che forse potevamo anche evitare di fare, non mi tirare il giacchetto! Ad evitare quello che stavamo facendo è nato questo bel
Vabbè, ora vabbè, chiudiamo, sono passati 25 anni, ognuno riconosce le sue colpe, comunque eravamo maggiorenni. Vabbè, io sono disposto a tutto, vi assegno un vitalizio, mettete poi una cifra, non voglio sapere, qualunque cosa basta. Noi siamo persone benestanti. Ma che cosa dici? Il possesso dei beni materiali a noi non interessa. Ma butto! Noi hanno tu hanno cadora! Ma guarda, Cristo! O cadora! Che è sto cadore? O cadora! Ma quale cadora? O cadora! E te ne vai a capo di sera e ti butta a male! Ha fatto battuta! Babutto, finiamo quando o cadore umano! E chiedendo tu ruba o cadore! Ma dopo che hai fatto a bammarello, no? Vai buono tu, babà! A proposito, mamma, tu hai chi l'hai tu chiudi me, chi ne è muccolo? Con il tempo le persone cambiano. Cagna! Ma chi ti deve dare una mappina? No, non sai capire, non ti preoccupare. No, tendi a me un momento, tendi a me. Ma adesso dovete raccontare la verità. La verità? Sì, la verità. La verità. Non mi toccare. La verità. Dovete, lei lo sa, raccontare. Veramente io a Fiucci vi ho preso dicendo io sono l'uomo delle caverne e tu sei la mia preda. Mariano, così mi fai perdere il rispetto del bambino. Non fare così. È vero che io vi ho portato con Biccotti. Sì, mamma, tu eri piccola, credevi nelle favole e l'ho detto per colorire un po' con l'episodio. E allora? E comunque sì, mi portavi questo trasporto amoroso. Allora? E comunque in una grotta mi ci hai portato. Sì. Un'ora sola ti vorrei. Ma a me sono in Svizzera. Quindi che può? No, voglio capire, e i capelli veramente vi ho trascinato. O tacchini che capelli ha fatto, no? O tacchini che capelli. Il tacchino io. No, ce l'hai sempre il tacchino, nulla. No, tacchini che capelli. Ha fatto tacchini che capelli. Addi. Nostra Che capelli. Così la mamma, non capisci? Ma come fai a capire? Era che tu mi accarezzava il cuoio capelluto. L'ho detto per colorire un po' con l'episodio. Voi avete fatto la cappella Sistina, la colorista. Allora io veramente. Eccoci. Biccottina ha fatto Biccottina è hit, L'ho detto solo per colorire un po' con l'episodio. Io confesso, o Biccottino l'ha già zuppata, ma poi insomma, per la me sono sfiziamo. Lo cavo. Ah, voi avete 20 minuti di sfizi? No, lo cavo. Ah, poi per 10 minuti di sfizi, poi, Cala, 5 minuti. Vai buono tu. E che chi? Ma butto, ma che chi che hai fatto? Ma butto, ma va bene. E comunque, belle mamma, quando tu hai compiuto 2 anni, siamo andati a mangiare in una bella trattoria sul mare. Sì. Io mi mangiai tante che li cozze. E c'è venuto tifo. E sono carattere capelli. E ce l'hai caduto i capelli. Tu hai parrucco. Mamma mia, vi ti inganno e butti a me, vi ti inganno e butti a me. Ma le bottiglie a me! Ci cade le bustina io! Le bottiglie! Stai dicendo io! Il bugie! Ho pensato il rispetto di mio figlio! Quindi ti hanno le bottiglie! Madre addolorata! Hai conficcato le tue 7 spine su di me! Anime del purgatorio! Avete riversato su di me le vostre sofferenze! San Lorenzo! Sono coricata con te sul fuoco! Mi devo andare a mettere in agonia! Di là! Andiamo di là! In agonia! San Lorenzo! Tra poco ci vediamo lassù! Soffocata dal fumo! San Giorgio a Cremano! Sant'Anna alle paludi! San Giovanni a Teduccio! San Biagio a Rimano!
sapere, siamo che volesse sapere, no? Ma belle e buone si presentano 70 nonni con 70 bambini. Io mi riconosco a tutti quanti, E tu hai tenuto 70 donne? Ma perché c'è che trova te? Che calcolo catine! Ma fanno piacere! Non ti permettere, capito? Non ti permettere, e poi ricordi che ho fatto il voto! Babutto! Poi ho fatto il voto! Perché ieri mattina mi ha chiamato uno da telefono, no? Un anonimo che non mi ha detto il nome. Tu non sapevo chi era. Ha detto chi sei che con? Poi sai... Ovviamente quella metti i tubi sulla dentia vostra. Avete i tubi con la dentia vostra, che mi disgraziate, fatta in È stato l'idraulico allora. L'idraulica? Perché l'idraulica? A pisetub. No! Lei mette l'idraulica. Babutto! Metti i tubi sulla dentia! I tubi? No! L'idraulica Ha detto che voi non dite la verità, perché tu hai detto che io non tengo le corna. Quello invece mi ha fatto la telefonata anonima, ha detto che tengo le corna. Quindi ha detto che voi dite le bottiglie. Mettete bottiglie voi! Te che fa, Ma no! Che non dite la verità, non dite la verità! Babutto! Il voto mio, che io ho fatto blocco il telefono, ho chiamato a Telecom e ho detto mettete tutto controllo il telefono dell'avvocato. Da te venga a tappeggiare telefonata e ho fatto a pettettino fatto. Questo è il voto che ho fatto. Aspetta, Iavarone, un momento, Iavarone, aspetta. Babutto, però non mi chiama più Iavarone, tu sei babutto mio, chiamami Ennettino. Ma come non ti vieni? Tu sei babutto mio. Chiamami Ennettino. No, sei tu cliente. Chiamami a me Ennettino. Ennettino. No, Ennettino. Ma no, Ennettina così, Ennettino. Ennettino a qualcuno. Ma babutto, io ho finito. Ennettino, perché non mi buoniamo? Tu sei babutto mio, mamma mia, babutto mio. Io ho fatto male, ho fatto a pettettini. Perché per te ho fatto. Sei gigante. Aspetta, senti, Ernestino. Tu non è che hai fatto il botto. Io ho fatto il botto. Ha chiamato. Hai fatto una velata minaccia per questa persona che ti ha. Mi tieni tu con paura, mi tieni tu con non già. Babbuccio, non ti preoccupare. Ho capito, ho fatto a pettettini, ma perché babbuccio, non ti preoccupare, ma perché. Cavallo, tu si sposa. Strossler! Mamma che dite? È una bella cosa, fai telefono a quell'amica alla Telecom e facci bloccare il telefono che ha fatto bloccare Iavarone. Vostro figlio? Quanti Iavarone conoscete voi? Di Iavarone è uno solo. E quanti figli conoscete voi? Sempre uno. E allora facete un cretino. Quello che si è messo in testa di sapere chi è quell'anonimo che ha telefonato l'altra giorno. Quindi abbiamo bisogno di uno che ci sblocca questa telefonata. Ma quando è fesso su figlio vostro? È un cliente. Avete Rispetto ragione. al cliente. Vabbè, quando è fesso su cliente non so chi ha fatto la telefonata? Si sapevo che... Caterina! Aspetta! Caterina! Mannaggia! Che c'è? Caterina! Di alla signora che poi se ne deve andare immediatamente. Ma tu sei pazzo, quella stella si regge in piedi. E facciamo Le si piegano le gambe. Facciamo venire una sedia a rotelle, va bene? Una Oh, bella ma tu a forza di una capatosta. di cagatossa, va bene? Mamma mia, bene. Strossler! Strossler! Sto venendo, avvocato, eccomi qua. Ditemi. Vieni, Strossler, qui. Avvocato, che ne hanno fatto il sceriffo? Ma ci do spiritoso, Strossler. Ma che state facendo, Il avvocato? momento è grave. Il momento è grave. Perché è grave sul momento, Perché avvocato? deve essere un bello giubilato di proiettili. E che già fa questo giubbino, avvocato? Perché sai Iavarone che cammina armato. E che può E io fare? ha già tutelato i miei dipendenti. Metti da me. Sì. Gesù cammina armato, chissà. Ma pure che ha scoperto che figlio vostro sempre cammina No, ma armato. che non ce l'avevo con me, ce l'avevo con la famiglia. Quindi può colpire voi, può colpire a Caterina. Cioè, non può fare questo, ci può sparare a tutto quanto. Io vi devo tutelare. Questo è un giubbotto antiproiettile Bello, papà, comprato in Russia. In Russia,
quindi state tranquilli, ma te faccio pure la prova, vedete? Mamma che bello sceriffo come va lì. Fa vedere- Ma che volete fare con questa pistola? No, per farvi vedere che il giubbone è buono e che non succede niente. Non vi spara. No, avvocato, per piacere, No, ma vi spara per far vedere. No, avvocato, vi prego. È una per dimostrare che il giubbino non fa niente. Si vede la parola e vi spara, non fa niente. Avvocato, voi si sbagliate a mire, che facciamo roba? Ma non mi fa niente perché il giubbino è buono. Facete una cosa, avvocato, abbassate sta mira. Ma io sono stato specialista al tiro quando facevo il militare. Avvocato, per piacere, siete stati specialisti. Va bene, andiamo, Avvocato, vai, abbassate. aspetta. Abbassate una tuppa, abbassate. Avvocato, abbassate. Oh, così sto bene. Oh no, avvocato, abbassate, abbassate. Una tuppa, avvocato, ango. Che è peggio, No, avvocato, una tuppa, abbassate, avvocato, abbassate, abbassate. E poi spara con piacere mio. E che volete sparare? Va bene, andiamo. No! Madonna mia! Avvocato, ma sentite sta puzza? Ma non è puzziere bruciato, ma che? Avvocato, ma sono cagato sotto! Avvocato, scusate, ci stanno pelati che avevo parlato. Pelato. Un pelato. Un pelato. Ah, non breve. Un breve, Ah, perciò non mi ha portato. Aspettate. Accomodatevi, padre. Prego, venite, prego, accomodate. Buongiorno. Buongiorno, padre, buongiorno. Potete dedicarmi 5 minuti? Agenzia investigativa è a vostra disposizione. Ricerca di persone, infedeltà coniugale. No, infedeltà coniugale proprio non c'è zecca. Vi sembra che nel mio caso infedeltà coniugale? Io lo dico sempre per fare la pubblicità e quindi accomodatevi. Grazie, accomodiamoci. Ditemi che cosa possa esservi utile. Mi chiamo Gaspare Maglietta. Vedi. Don Gas. Sì, vi vedo. E allora? E sono qui per compiere un compito molto pietoso. Sì, dite. Sono venuto a sapere che nella mia parrocchia una grande perpetua che frequenta questa vostra agenzia. Frequenta questa vostra grande perpetua. No, perché quella è una grande perpetua. Che cosa fa questa perpetua? Frequenta con assiduità la vostra agenzia. Viene qua sempre tutti i giorni. Ma aspettate, ma state parlando della signora Cimini? La signora Cimini. La signora Cimini. E i parenti sono in apprensione e quindi hanno incaricato a me come curatore di anime. Perché che la grande Ciceraggio. Ce l'avete con Ciceracchio voi? Dovete sapere perché io insegno storia e quindi ho Ciceracchio nella testa da 2 o 3 giorni e non lo riesco. Comunque veniamo a noi, avvocato. Perché che sta venendo tutto sto tempo? Che la grande perpetua. Perché viene qua e si trattiene fino a 3 ore che la grande donna. Guardate, vi assicuro che la signora Cimina è una persona rispettabilissima e quando viene qua fa delle cose chiarissime e limpidissime. Lei viene qua, viene perché io somiglia al marito, lei dice che somiglia al marito. Quindi viene qua per ricordarsi dell'affetto del marito, pulizia la casa. E che fa? Che fa questo tre? Sangra Marina? Che cosa fa? Ah, Marina Svizzera? Sì. Sì, pure professore di geografia. Insegno pure geografia. E sta qua per i servizi, poi fa mangiare spugliatelle. La spugliatella dell'11. E che ne sapete che parla all'11 a spugliatella? Io conosco gli usi e i costumi delle mie parrocchiali. Tutte parrocchiali? Tutte quante. Dai, tu lo provi che la conosci. Ti fa cantare pure? Sì, mi fa cantare, no, dopo io ci E poi la cantate pure. E poi la dovete cantare. Non la dovete cantare, la voglio sentire. Mi fa cantare canzone. E poi la La cantate. sapete pure voi. E poi la cantate. E non vi vergognate di cantare questa canzone. Poi mi sputasse come un bacio. Però la cantate. Sì, la canta. Bravo. E me la dovete cantare. Pallina rossa. La muzza, cano muzza, e la mi ripete, fa tutte cose normali, tutte cose per bene. Ditemi un po' la verità. Fate conto come se state in confessione con me.
oltre questo non è che andate oltre. No. Non è che vi spingete oltre. No. State in confessione. Shh, dite la verità. No, ma dite la verità. assolutamente. Ma Non è che commettete atti impuri, No, ma perché siete no, qua così. no, dite la verità. no, padre, questo- dite la verità. padre, questo Voi dovete assolut- dire sempre la padre, verità. Assolutamente no. Sempre la verità. Assolutamente. Prima di tutto la signora Cibina è una cliente, io non mi permetterei mai di fare una cosa di questa. Poi ve l'ho detto, che calcolo che caduto posso muovere. E poi lei è innamorata del marito. Viene qua perché è innamorata e anzi vi prego di non dire alla famiglia che stiamo ancora così. Una domanda, permettete? sono ancora avanti. Una domanda. Dello scomparso, nessuna novità. Niente proprio. Siamo fermati a Brescia e non abbiamo più notizie, però le troveremo. Però Davide non lo dite alla famiglia, se no quello glielo riferiscono e poi succede che... No, prometto che io non dico assolutamente niente. Riferirò tutte ai parenti, Mi raccomando, voi siete una persona, siete un padre. Grazie, io sono troppo commosso. Troppo. Vi saluto. Sì, va bene. No, va a baciare, Io. No, sì, va a baciare, no, poi sono io che devo baciare la mano a voi. Andiamo. E rassicurate la famiglia che Senz'altro, riferirò ai parenti. Perfetto. Vi accompagno. Per andare a fare una bella camminata con Catarinella. Poi passiamo in farmacia. Devo comprare certe pillole. Signore, le pillole le dovevate comprare 25 anni fa. No, mo. Non stare in pensiero per me. No, non ci penso Mariano, proprio. torniamo presto. Ma fate con calma, non vi preoccupate. Tu sei la mia vita. Ma com'è possibile? Ma che vita? Avvocato! Purtroppo non c'è stato niente da fare, c'è già in corso una denuncia regolare e il telefono non si può sbloccare. E questa è una cosa importante, no? Visto, si vede qua, No, aspetta un po'. Ma lui ieri non mi hai detto che hai telefonato a Iavaruto e ci hai fatto una... Come no? Ci chiamate per dirgli che il rapporto veritiero era pronto. Ah, quindi te lo ricordi questo? Come no? L'ho telefonato. Non è che poi te lo neghi quando viene lui? No, avvocato, assolutamente. Vieni a capire. Che devo fare, avvocato? Venite qua e facciamo una bella dichiarazione. Mettiti qua, scrivi. Avvocato, che devo scrivere? Ripete quello che vi dico io, forza. Allora, era importante questo. Ieri, giorno 25. Natale. Giorno 25. Natale. Io sottoscritto. 8. Macolata. Passiamo qua, la tombola, stozza lei. Avvocato. Ho telefonato. Con l'H. Con l'H, telefonato. Ho telefonato a quell'animale di Ernesto Iavaruto. Anzi, del signore Ernesto Iavaruto. A quell'animale di Ernestino Iavaruto. Ernestino Iavaruto. Iavarone. 2 punti, punto e piccolo, punto esclamativo. Allora, metti la data e la firma. Bravo, ecco qua, questa la mettiamo qua, questa serve, la teniamo agli atti dell'agenzia, le pratiche devono essere tutte, tutto quello che succede deve essere registrato per avere la trasparenza delle cose che succedono, va bene? Ho capito. Ok. Avvocato, una domanda. A proposito del vostro passato limpido. Mariano, non ce l'ho fatta. Catarinella è rimasta a fare un poco di spese e io me ne sono... Voi, Wüstel! Strossner, 8 Strossner. Wüstel! 8! Non vi ricordate? Non
non ho il piacere di conoscervi. Come non vi avete... 23 anni fa ero bionda. Amalfi, vi dico solo due cose. Amalfi e la grotta del Ciociare, dello Smeraldo. La signora no! Che piacere di vedervi dopo tanto tempo! Ma guardate un po'! Amalfi! 23 anni fa, avvocato, e che tempi! In quel periodo lui faceva una bella regata, partecipava a una regata e vinse su Venezia, Genova e Pisa. Sì, me lo ricordo. Quel pomeriggio, quel tramonto, ceniette mie e voi, che barchetta vostra. E io mi lasciavo cullare dalle onde del mare e dalla vostra voce che cantava un'ora sola di vorrei. Avvocato, che tempi, e come se non me lo ricordo! Tempi bellissimi proprio! E insieme Ietma fornì Rinda Grotta, me lo ricordate? E se non me lo ricordo! Signore, è il bambino! Nacque dopo 9 mesi. Ah, non mi dia! Nacque! Ma perché? Tu sapevi la sua esistenza? È il bambino che stava con voi! Ah, no! Quello no! Quello Aspettate, forse è figlia a voi, allora è figlia Is. No! Allora, quello della grotta del Ciociare è figlia a te, Ernestino. Quello della grotta dello Smeraldo è figlia Strossner. Come figlia mia? Figlia vostra! No! Ma non può essere, Come signore! no? Ma io questo stavo dicendo! Io me lo ricordo che voi stavate in vacanza ad Amalfi con un bambino che... Avvocato! Eri a Verona! O figlio vostro! Sì, però quello della grotta dello Smeraldo è figlia a voi. Ma non può essere! Madonna mia! Avvocato, mi dovete credere, si è trattato di una semplice passeggiata in una grotta! Sì. Signor, ma per caso, quell'anno ad Amalfi non è che ci stava pure l'avvocato? Strozza, ma perché facci tu scemo? Avvocato, ma me sapete! Assumetevi le vostre responsabilità. Io ero giovane, ma mi ricordo tutto. È figlia a voi. È figlia a me, madonna mia! E poi dove sta questo bambino? A Porta Azzurra. Ah, sta in vacanza? Sì, no, non sta in vacanza, ce l'hanno portato. Ah, andate con gli amici allora! No, i carabinieri. E i carabinieri? Sta in carcere. Oh, madonna mia! Deve scontare 22 anni. No. Sentite, signor, questo non può essere figlio a me. Perché papà sia qui no? Volete sapere perché? Avvocato, io sono gay! Avvocato, mi dovete credere! Chi la me piace non sta l'uomo, avvocato! Tu, strozza! Grazie. Assumetevi le vostre responsabilità. E non è possibile. Grazie. Fate l'uomo, Che emozione. E c'ha provato, che faccio a dire? C'ha provato! Un'emozione troppo forte. Avvocato, mi sta venendo una tavola. Ma c'è mettere in agonia. Oh, mamma mia! 10 minuti di agonia, poi chiama i carabinieri. Avvocato, ma si chissà la grotta dello Smeraldo, poi è figlia a me. Io e voi, che siamo? Una cosa è sicura, guarda, siamo soci della stessa cooperativa. Non siamo parenti, no? Sono soci. Marito conosce, marito. Che c'è? Strangolapelle. Strossner, non c'è, quante volte te lo devo dire? Il mio nome è Strossner. Di là c'è una signora che vuole parlare, ha detto che è una cosa delicata, la faccio passare. Falla passare, lasciaci sole per piacere. Cappia che la pratica è kite di Cappia la pratica, andate. di Capri. Prima che state oggi di giornata. E allontanate la maestra. Ma che è sta tranza che ha detto la signora? Ma io glielo dico all'avvocato, ma nessuno ha offeso a nessuno qua. Concetto, la signora ha detto maestranza, che significa dipendente. Tu sei una dipendente. Come no? E allora vai, faccia sta Beatrice, sull'angolo per piacere, amma. 100.000 lire per voi. Grazie, volete a vostro padre? Ma mio padre? E perché? Ve lo vado a chiamare. Ma perché volete disturbare se quello sta salendo? Sto dicendo il papà che sta qua, ma vostro marito non vi ha detto niente. Mio marito non mi dice mai niente, pensa solo si tela o
non te ne corno. Ma comunque torniamo a noi. Questa gratifica è il prezzo di un'informazione. Che è venuto a fare il sacerdote qui? Quale? Quale? Quello che è stato qui. Io l'ho seguito per strada, l'ho visto entrare, trattenersi e poi uscire. Ehi, mo, 100.000 anni, voglio sapere che è venuto a fare qua. Un prevede stamattina è venuto a beneficere all'agenzia. Sì, perché lo so io, perché è venuto. Ah, voi state qua? Mi aspettavate? No, vostro marito non vi ha detto niente. Ma si può sapere che cos'è questa cosa che mi deve dire mio marito? Non mi diceva niente, vostro marito, vabbè. Che siete venuti a fare, signore? Avvocato, è venuta, può sapere che è venuto a fare un prevede oggi qua. Un prete? Ma chi è? Don Gaspare? Don Gaspare Maglietta. Don Gaspare Maglietta. E che voleva? Scusate, a voi che ve ne importa. È venuto perché per informazione di un marito di una mia cliente. Il signor Cimino, immagino. E voi che ne sapete? Lo so e basta. E vi ha detto perché voleva queste notizie? Perché per i parenti che erano in apprensione, perché non si I parenti in ansia. Bravo. E magari era pure ansioso lui. Magari gli è scappata anche una lacrimuccia di commozione. Mi dovete dire, vi è sembrato un prete normale? La verità proprio? No. La verità proprio no. Però, insomma, è venuto qua per i familiari, avete capito? Io voglio sapere se era ansioso e premuroso nei confronti della signora Cimino. La signora Cimino non parlate, la buffata che è la grande devota, che è la grande che... Ma poi scusate la voi che ve ne importa, fatemi capire. Bravo, siamo dunque alla al pentimento, bravo. E io sono sul punto di essere tradita. No, signore, questo qui data proprio parlare, questo fatto qua. Siamo alla predica? No, la predica no, però in qualità di suocero, in qualità di persona anziana, mi dica voi che queste cose non ne potete proprio parlare. È vero che come si ammenda è brutte, però voi te li diamo, per piacere. Per piacere a voi, risparmiate a lei che sta predica. Ma che ne potete sapere voi della passione che infiamma e divora l'incontro di due anime? Che ne potete sapere? Comunque quello che dovevo sapere io l'ho saputo. Grazie e arrivederci. Arrivederci. Manico, alla piazza pratica. Babutta! Il babbo non c'è. Babutto! Ma chiamata a Telecom! Datamato? Ma chiamata a Telecom! Datamato? Ha detto che ha telefonato, è venuto da dentro a questo ufficio! Ha telefonato uno conduttore, è venuto a cadito io! A che sta scrivendo a casa! È venuto a chi tu telefoni a casa! Ma telefonate qua all'ufficio, vado! Piacere! Chi si può rapportare storie che l'agenzia per piacere possa... Che t'ha chiesto qua? Che t'ha detto Che t'ha detto qua? Vieni qua, non può non può tempo, vieni qua, che t'ha detto? Che t'ha detto? Noi che t'ha detto? Vieni qua, non può tempo, vieni qua, vieni. Allora, tieti, Niente buono non può tempo, niente che t'ha detto? Niente buono non può finito! Che t'ha detto qua? Che t'ha detto che tu mi hai chiamato a me e mi hai chiamato pure animale! Ma no! Quanto cavallo? E basta! Qua sta scritta a quell'animale di Iavarò! Bravo! E ci sta una preposizione articolata! Sanne, vieni appresso a me! Fai l'analisi logica del peritiletto a quell'animale di Iavarò! Tu in casa ce l'hai un animale? Tanto tu mite! E a uno di quei due! Omitemi! Tu hai chiamato omitemi! Omite tu! Voglio gli altri buttato fierro! E che fai a stirare? Non ti fa finito! Io ti paro a mocca! Io ti paro a mocca! Sì, tu a me non mi puoi sparare! Perché? Sai perché? No, perché? Perché io te so zia! Ernesti, a denucchiata e basta una settimana! Ottemino! Te sono zia! Io sono padre Luciano! Ma fate lottare! E perciò a denucchiata e basta una settimana! Ottimi tu! E mica fate parole di Non mio! mi può patare! Oddio mio! Non
come può patà? Oddio, allora dimmi una cosa. Tu che mi Dio? Ma io, e corna, e anche Dio no. Allora, stammi a sentire. Poi ti spiego come è nato l'equivoco. Quella mattina ci stava una manifestazione della polizia. A un certo punto la polizia ha cominciato a sparare, a caricare la gente, ha fatto un macello di persone, uno addosso all'altro, che non ti dico, ma una cosa esagerata. La processalina, che chissà che sai, con la quale crocca, a capo, la valsa, a capo, non mi ricordo mai, con la lista. Umaro! Ti chiamo telefono azzurro. Non rispondono mai. Avvocato, io ci ho ripensato. O facsimile è meglio l'originale. No, signor, non fate così, per piacere, componete. E venite un poco qui. No, signor, non ci pensate proprio. Volete fare il timido? No, signora, per E cortesia. allora vengo io da voi. Signora, la carne è debole, lo sciabulone si muove e poi... no, signora, E come sta lo sciabolone? è un sciabulone, poi si stava dormendo, però adesso si sta risvegliando e non sta bene. Facciamolo risvegliare. No, avvocato. signora, non sta bene, Se vi venite prego. con me, vi faccio vedere la sfogliatella. Non avevo per me, la sono mangiato già E stamattina. non la volete vedere? Ma non la voglio, ma E perché a venite. giocare? Ma non fate il timido. No, ma non si dà eh, ma perché a giocare? Ma non la voglio vedere sta sposa. O fa che simile è meglio l'originale. No, signore, la copia sbiadita. Ma andate un po' a farfallina rossa. No, non è che No, perché è così, ma appiccica un po'. No, signore, mi va appicciato, ma a me sanno uscite cose, se la cava a pallina rossa. Ma un sciabolone dritto che sei, zava. Sì, ma si canta la pappallina rossa, la pappallina rossa. E vabbè, allora senza farfallina, ja. vi faccio vedere sulla sfogliatella che sciabolone. E venite un po'. E assettate. E quanti storie. A studiare! No, ma no. Maria, stai facendo l'indromo scolare? È indecente! Che state facendo? Che vergogna! Allora mi regalato il renale! Ma che lo sta fatta? Caterina, il padre di mio figlio, il conte Fregante. Oh, mamma Non vengo più! Ma di chi è questa voce? Oh, la conosco! Mamma mia, mi va che la dite! Avvocato, non vengo più, avvocato! Non vengo più! Non vengo più! Avvocato, non ci posso pensare. Sto vivendo ore di impegno. Ore di impegno! Come ho potuto fare? Come? Come? Fa mocca! Come ho potuto fare? Come? Alle Come ho fuori, potuto fare? bravo! Io devo confessare. Io devo confessare. Io ho confessato a un collega, è stata una collega. No, voi mi dovete confessare. Perché io? Voi, Perché? perché voi siete un galantuomo. Devo confessare. Io Ma vi devo devi confessare. aiutare! Avanti. Ero felicemente sposato. Felicemente sposato. Ah, quindi avete avuto la dispensa dal papà. Ma quale dispensa lo come siamo fa? come facciamo Io- per sposare? Con una grande e santa donna. Santa donna. Io Santa Con donna. una Santa Vi donna. siete sposati con una suora. Ma quale suora? Quale suora? Con questo capello, che state dicendo? Una dolce. Una bellissima creatura. Una bellissima creatura. Una bellissima creatura. E prima di sposarmi, avvocato, io facevo il falsario. Facevo il falsario, facevo documenti, carte d'identità, carte credito, di tutto. Da quando l'ho conosciuto, la mia vita è cambiata da così a così. Pensate, mi sono messo a lavorare onestamente. Oggi sapete che faccio? Disegno fumetti pornografici. Ah, meglio niente. E sono tornato a fare la mia attività sportiva. Lo schermitore. Lo schermitore. Ma ci do schermitore. Un giorno. Un maledetto giorno. Una luce. Un tuono. Un duo.
Una luce, un tuono, un lampo. Un lampo, aiutate in me. Una luce atomica. Abbandono casa e moglie all'improvviso così. Abbandono casa e moglie, perché non ce l'ho fatta più, non ce l'ho fatta. E perché? Perché vi volevate fare prete? Avete dato sposi? Per una donna. Per una grande passione, un fuoco. Prendeva a me un fuoco. Noi facevamo pure progetti per andare in Brasile, a Villaricca, a Villariterna, a Casandrini, queste zone che a Montracò. E invece sapete dove sono andato a finire? In un monolocale arredato, Ponte Tappia. Ponte Tappia. E dovete sapere, dopo che a mia moglie gli avevo comunicato che andava a Brescia per un quadriangolare di sciabola. A Brescia? Per un quadriangolare di sciabola mi sono trovato chiuso in quel monolocale come un prigioniero per 2 o 3 ore di passione nel pomeriggio. Però un pomeriggio, mentre stavo affacciato al balcone, ho visto mia moglie passare, l'ho seguito. Avvocato, è venuto proprio qui, ho visto entrare. Io quando è entrato qua dentro, sapete che cosa ho pensato? Voi state parlando della signora Cimmina? E chi, signore? E chi? La signora Cimmina, avvocato. Io quando l'ho visto entrare qua dentro, no? Mamma mia, come ho potuto. Pensavo, e questo? Era una casa escort, una casa squilla. Una casa squilla. Una casa escort, una casa squilla. Facciamo capire, ma voi allora siete andati a Brescia, un quadrangolare, ma voi siete Cimmina? Io sono Cimmina! Ma io la Cimmina! Sono Cimmina! Abituato a Cimmina, finalmente, mamma mia! Come ho potuto pensare a queste brutterie? Come ho potuto? Più forte, Enrichetta mia! Perdonami, Enrichetta mia! Enrichetta tua! Ehi, che sono? Pezzi di arreviero! Adelaide! 500.000 lire per voi! Grazie, ma perché che già famo? Non avete visto niente? No. Non avete sentito niente? Signore, no, vi prego, signore, vi prego, ve lo dice uno che... Non mi interessa, io lo devo sparare perché lui è falso come la veste che indossa. E io ti ho già sparato. Ma non signore, ve lo dico come un padre, signore. Padre? Sì, Padre dici? Lui sta visto la mano, perché fate 25 anni di galera, vale la pena, non vale la pena, io come suocero ve lo dico, Perché mi vuoi lasciare? Io per te ho lasciato quella merda di Chiamarone e tu vieni qui a gridare Enrichetta mia! Perché mi vuoi lasciare? Aria! Là dentro si soffoca! Enrichetta! Gaspare! Ma come? Ti sei fatto prete a Brescia e ti fai trovare qui con un'altra donna? No, non è come se... E tu? Così stai vestita? Così stai vestita? Così ti fai trovare? Ah, ecco! A spugliatella rilluce! A farfallina rossa! Quando è per Amaron, mi spara a tutti e due! Capito no? Ma che hai capito? Io dell'avvocato mi sentivo come di un facsimile. un vaccino, Sì, signore. Strossene! Mi spara a tutti e due! Lasciami sempre! Gaspare! Mamma! Ma che ti sei fatto prete? No, è un travestimento! Meno male, Gaspare! Quello è zio Mariano, il papà di Ernestino. Mi siete zio! Oddio, mio suocero! Ma che vai te? E tu che ti fai qua? E sono venuta a conoscere papà. A babbutto mio! Hai visto babbutto mio? Babbutto, mo che ti sta mia moglie qua? Dimmi una cosa. Ma è te che conna? No! Grazie! Hai visto? E se lo dice papà? Che ti babbutto mio? Mamma!
Enrichetta, mia moglie, la conoscete? La conosco già. No, ma voi la vedete così? Quella stava stipata. Stava stipata. Io ancora non ci capisco, fatto un facsimile però. Non spiego nada, non ti preoccupare. Zio Maria, scusate una domanda col cuore in mano. Ma secondo voi, no? Io tengo il corno? No! Ma no Maria, quindi allora con la scusa del facsimile tenevate in caldo la mia immagine. Lo posso con te vostro scaffale. Lui è zio Viustella. Strossene, per piacere, non stroppiamo il nome dello zio. È il papà di Luciano, il carcerato. Quello è in galera, sì. E lei è zia Catarinella. Che bella tua nipote. Che bello, guardate qua che bei figli che ho. Grazie, San Rocco, lo sapevo. E adesso che siamo tutti insieme diventeremo una bella famiglia, unita. A casa vostra. Così ci ameremo e ci consoleremo. Noi siamo gente benestante, ma abbiamo deciso di restare qui in casa vostra tutti insieme. Oh, grazie. E adesso tutti insieme diciamo una bella litania, ok? Allora, San Giovanni a Teduccia. Ora pro nobis. San Gregorio Armeno. Ora pro nobis. San Giuseppe Vesuviano. Ora pro nobis. E Sant'Anna ai Palazzi. Basta mo, perché dobbiamo festeggiare. Sì. Champagne, ragione, dobbiamo festeggiare. E adesso, a poco, ma con me. Ma nemmeno Maria De Filippo mi ha voluto. E perché? Ma come? Hai che c'è un lieve difetto di pronuncia, che non mi pare lo trombone quando parla. Carlo Maria! Vabbè, signor, ma chi siete? Ci conosciamo? Capri, Hotel Quisisana, 10 anni fa. Ofelia! A poco! Signore, quando avete un bambino? 10 anni. 10 anni. E a voi quando hanno fatto tutti la pianta qua? 2 anni fa! 2 anni fa! Avvocato, scusate, è arrivato il barone 3 milioni, però il sabato non mi ha fatto tutto. Quindi a sta casa, niente di meno, si fa tutto quanto in cuore, ma non ci come chi. Bene, poco non ti preoccupare. Non lo so, vieni, accomodati. Avvocato! Dove stai, Ofelia? Le devo chiedere perdono per aver dubitato della tua fedeltà. Ti devo chiedere perdono in ginocchio. Ho ricevuto il rapporto dell'agente di Capri. Nella Grotta Azzurra non è successo niente. Santa donna. Nel rapporto c'è scritto che a suo tempo tu facevi la dama di compagnia a un povero invalido che aveva subito un trapianto. Queste erano le prestazioni speciali. Perdonami! Hai visto, sei convinto adesso? Come hai potuto solo dubitare della mia onestà? Avvocato, orme, scippa e galera. Ma quando la gente lo viene a sapere, ma che penserà di noi? Non pensi proprio niente, perché tutte queste cose sono successe in famiglia, quindi basta che non fa sapere. E perciò, Maria, è brutto, e non ti mettere paura. Ovvio, è tutto normale. È tutto normale, E poi è il tuo lavoro, e quindi va. E pure aveva ragione Caterina, che le corna sono come i denti. Quando escono fanno male, ma però servono per mangiare.